L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha sancito questa giornata come momento di contrasto internazionale alla violenza di genere. Oggi ci siamo riuniti qui insieme ad illustri relatori per condividere buone prassi, ma soprattutto per veicolare dei messaggi di decodifica e strumenti da fornire ai ragazzi. Come possiamo osservare e decodificare gli indicatori predittivi che ci fanno comprendere, che ci lasciano comprendere di trovarci all'interno di una relazione tossica? L'obiettivo, il focus importante di questa giornata è questo, la prevenzione primaria e secondaria, e accanto ad essa abbiamo sancito l'apertura di uno sportello del centro antiviolenza Artemide, che fornirà strumenti a docenti, a discenti, a tutti i giovani che si vogliono avvicinare a noi per comprendere il fenomeno, per denunciarlo e per essere sostenuti in questa grande battaglia che possiamo vincere tutti insieme. Perché se la giurisprudenza condanna il reato, è solo la promozione di una cultura del rispetto che può riuscire a sconfiggere finalmente questo terribile e atroce crimine, quello del femminicidio.